alla spiegazione ed esecuzione del brano White Christmas. Allora apriamo la nostra raccolta di grandi successi internazionali a pagina 24. Osserviamo subito il pentagramma, chiave di violino e chiave di basso. Poi abbiamo un bemolle, il si bemolle, quindi è proprio sulla linea del si. Quando c'è un bemolle è si e la tonalità o è fa maggiore o è la sua relativa minore re. Allora osserviamo. Abbiamo la prima nota del tema, la, l'ultima nota, fa. Allora, il la è presente sia nell'accordo di fa maggiore che in quello di re minore, che è la relativa minore di fa. Io devo valutare anche la relativa minore. Mentre la fine del tema è fa e quindi insomma la conclusione di solito rispetta di più la chiusura sulla nota fondamentale della tonalità, della scala e quindi dell'accordo. Quindi siamo in fa maggiore, però approfondiamo anche gli altri elementi. Quindi la mano sinistra suona fa, do, fa, la e quindi sono le note di fa maggiore. Pure la nota finale della sinistra è fa, insomma. Però controlliamo il terzo elemento se c'è la sensibile della scala di re minore. Quindi la settima nota di re è do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Il do nella scala di fa è naturale, infatti non c'è tra le alterazioni. Allora vediamo se è stato innalzato per creare la sensibile di re a un semitono e quindi il do diesis. Allora la seconda nota della sinistra è già do naturale e il primo do del tema alla seconda battuta è naturale. L'ultimo do abbiamo alla sinistra un do naturale e alla penultima battuta anche qua un do naturale. Quindi insomma non c'è questa sensibile, allora la tonalità è fa maggiore. E allora andiamo a vedere la sinistra. Le note la, poi abbiamo si bemolle, la bemolle e la naturale. Ecco adesso questo la bemolle armonicamente non ha una collocazione nella scala di fa maggiore. Quindi abbiamo una versione in cui ho scritto il la bemolle, un'altra versione in cui invece ho scritto sol diesis. Quindi badate quale delle due versioni avete con voi, avete acquistato, e quindi comunque il tasto nero è quello. Quindi o la bemolle o sol diesis, poi la naturale, seconda battuta si bemolle e poi dopo abbiamo si naturale, si be quadro, do. Qua osservate c'è un accento e quindi vuol dire che dovete fare anche una caduta più accentuata perché va evidenziata questa nota, poi con la dinamica c'è un diminuendo sul do che deve essere più debole. E poi sul secondo rigo abbiamo una pausa. Allora, adesso contiamo. La minima 1, 2, poi abbiamo 3 e 4, le 4 crome, si bemolle 1, 2, 3 e 4, quindi caduta sul terzo movimento 3 e 4, 1. Andiamo a vedere più a tempo. 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, quindi più debole il do. Mano sinistra, allora osserviamo le note e vediamo anche che ci sono dei numeri tra parentesi e quindi abbiamo due diteggiature da poter valutare, ognuno si studia la propria, cioè a seconda della mano, insomma, se è grande, se è più piccola, vedete un po' con quale delle due vi trovate, però definitene una e quella deve essere, non improvvisate le dita sui tasti. Allora, abbiamo le note fa, do, fa, la. Seconda quartina, fa diesis, do, re, fa diesis, sol, seconda battuta, sol, re, fa, si, bemolle, poi do, mi, sol, do e poi si bemolle da capo. Andiamo a tempo, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1. E allora mettiamo insieme 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1. Vediamo più a tempo e un po' più rapidamente. 1, 2, 3
Passiamo al secondo rigo. Allora, mano destra, pausa di una croma, di un ottavo, quindi Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Pausa di un quarto movimento, Fa, Sol, La al terzo rigo. E allora, vediamo a tempo contando. 1, 2, 3 e 4. Seconda battuta, 1, 2, 3 e 4. Sul terzo rigo. A tempo, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Mano sinistra. Allora, secondo rigo, i Si sono bemolli. Si, Re, Fa, Si, Do, Mi, Sol, La, Do, Fa, La, Sol e Si bemolle. Il Si bemolle poi è tenuto legato, Do, mentre si tiene il pollice sul Si bemolle, e poi Fa al terzo rigo. Contiamo 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Osserviamo giusto l'aspetto armonico anche della prima parte. Allora, la prima quartina, primo rigo, prima battuta è un Fa maggiore. Qua abbiamo un Re setimo, senza la quinta ancora. Qua abbiamo Sol minore settimo e Do maggiore. Secondo rigo, Si bemolle, Do settima col basso sulla settima, Si bemolle, e poi un rivolto di Fa maggiore, e poi una specie di Do settima. Allora, contando secondo rigo, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. E allora, un po' più veloce, più a tempo. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Crescendo e diminuendo all'inizio del secondo rigo. Facciamo tutte e due i righi insieme. 1, 2, 3 e 4. 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 Un po' più a tempo, contare più a bassa voce. Allora, non c'è granché da spiegare, solo allora alla fine della prima pagina io ho fatto due stampe, non so quale adesso voi abbiate, comunque quella con Sol diesis ha alla fine della prima pagina le due note Mi e Si bemolle, mentre quella con il La bemolle all'inizio, quindi sulla prima battuta, alla fine della prima pagina sono Sol e Si bemolle. In sostanza è uguale, potete pure fare quello che vi pare pure quando avete una delle due, insomma, importante, è un tipo Do settima, quindi potete. E poi sul finale ci sono dei punti un po' più critici come passaggi, ma insomma abbastanza regolari. Vi volevo solo spiegare proprio la fine, proprio l'ultima battuta, abbiamo due punti coronati, un po' come è successo già con Yesterday, quindi c'è il Fa da tenere in attesa che poi venga suonato anche il Fa della sinistra e da alzare insieme. Mentre volevo sottolineare tutte queste legature che osservate, quindi abbiamo le ultime crome, l'ultima battuta abbiamo Re da tenere premuto, c'è una legatura, Fa ancora da tenere premuto, quindi la prima legatura è tra i due Re. Poi abbiamo la legatura tra i due Fa e ancora Re, quindi il Re in pratica non si lascia più. Re, Fa, e poi Si bemolle. In poche parole, a una nota alla volta le dovete tenere tutte quante, quindi diventa 1, 2, 3
legato a U, no si suona il Fa mentre si tiene il Re. Poi si tiene anche il Fa quando su Do si suona il Si bemolle, quindi diventa U, No, Du, E, quindi una nota alla volta si sistemano le note tenendole. Quindi 1, 2, 3 e 4. Passiamo all'esecuzione completa.